Ciao ragazzi, bentornati nella cucina estiva di Giannico. Estiva perché il piatto che ci prepara oggi va mangiato freddo, anche se si tratta di gnocchi. Quelli lì, vedete quelli lì rossi? Si stanno raffreddando e sono rossi perché ci sono i mirtilli. Ma cosa si è inventato oggi? Caro Giannico, oggi? Oggi giovedì gnocchi, Ah. però essendo martedì Non formalizziamoci non formalizziamo. su queste cose. A Gnocchi. me interessa farvi capire Eh. che quando che c'è caldo, quando non stai a mangiare coniglio in umido, sughi, ragù, ma niente, intanto il bianco perla è una puinta Ah, molto digeribile che non gonfia la panza. quindi fatto Venezia, con la polenta di bianco la perla. puinta, Ah, ma la femo, tiriamo i sti gnocchetti e spademo con mirtilli. Ma te vedrai che roba, ti sentirei che roba. Allora, diamo gli avanzi della puinta bianca. Questi qua gli avanzi di ieri sera perché mangio d'estate molto più volentieri la puinta bianca. Gli aggiungo il legante che è il bianco di ovo, quello che mi serve. Come faccio a sapere quello che mi serve? Oh ragazzi, 40 anni che fai con ecco. studiare. Dopo che metto la noce moscata, magari un po' di quello che si dice, la noce moscata, vorrei ricordarvi che un sacchetto di noci moscate finanziava un viaggio, una moda da Venezia in Turchia. Mamma mia. Una nave di equipaggio, di capitano, di merci costava un sacchetto di noce moscata. Era preziosissima. Preziosissimo. Lo lavoriamo con le mani, lo lavoriamo con le mani. Si era capito. Si era capito. Perché le mani del cuoco hanno una sensibilità diversa. Quadri puoi passarlo anche su un tamiso, Certo. su un passino. Setaccio. Ok. Setaccio. Dopo il peso della polenta, 3/4 di farina bianca. Dopo finché te lavori, i grumi, la polenta, la va. Questa è una ricetta, anche questa è di origine medievale, Giannico. Sì. Pensa che il bianco perla le sta bandito dalla Serenissima, dal Parlamento, perché io smisciava col grano per fare il pane. Sicché gli fregava la povera gente facendo un pan che dopo non gli veniva su, gli era un po' strano anche da lavorare, no? Faceva furbetti. Gli faceva i furbetti. E io metteva agogna, perché venisse era sto modo di punire la gente. All'agogna vuol dire che metteva dentro sulla gabbia al mercato settimanale e chi che passava diceva guarda al delinquente che gli ha messo. Sì che gli conveniva a Pucchi mettere dentro la farina. Certo. Quando che arriva il bianco perla Erano le recensioni del Medioevo. sì. Se voglio aspettare i gnocchi che vengono su, ho fatto una salsa dei mirtilli. I mirtilli una volta erano molto usati perché spontanei e perché gli dava quell'agrodolce alle carni, Certo, specialmente i certo. fagiani così, e li dopero come rinfrescante, gli dava un po' di aroma di anice selvatico, ho capito. cioè così. Dopo magari tiro via, va, li lascio proprio interi che sia comodo. Voi per dare usate quelle- anche una fogliolina di menta o timo limone, timo arancia, e fogliette di timo e tritè molto meglio dell'anice. Guarda che bei che è, Senti che bei. Sento perché dico senti che bei. Perché finché li qua li sento belli sodi. No, Squawaraus o certo.
Poco Rauz è una parola di 20 anni. Ma è molto eloquente, non preoccuparti. Vorrebbe dire che non si sfragolano. Sì, diventa quella poltiglia bruttanga sotto i denti. Guarda che bei. Sì, Bianco perla. Proprio Gli occhi di polenta bianco perla. bianco perla. Non è una cosa moderna oppure per far scena. Il mirtillo, la frutta, l'albicocca adesso, specialmente l'albicocca, la pesca, erano veramente ingredienti a tutto tondo. Cioè, non si è mai scritto dove. L'uvetta passa nel saolo, no? Che va. No, cioè, quello che io usava tutto. Certo. Ma che colore incredibile, guarda che Ma non ti viene voglia di sdraiarti sola? fa più che altro da maiali. Li metti in frigo, Ah, a seghe sull'anice, a seghe su e su roba. E dopo quando che si l'intoia, che cavè. ha un colore, ragazzi, incredibile. Questo violaceo. Adesso sono anche curioso, però, no? Sono freddi perché li abbiamo lasciati lì. Sento il mirtillo, la consistenza della polenta bianca, si sente l'anice. È veramente Simpatico. un'altra sorpresa delle tue, Giannico, veramente, va. Ma no, non mie. Da tradizione. Io però sinceramente non li avevo mai mangiati e mai trovati in giro. Quindi ti ringrazio, te lascio mangiare. È bravo, sai quello che l'ha fatto, lo conosco. Vai tranquillo. Ciao ragazzi, alla prossima ricetta. Buonissimo. Questa è una grattata di ricotta affumicata. Te che è la mia, no? Meno più. No, scherzo.